Amici miei belli, come vedete ci saranno 38-40 gradi, ma noi non siamo al mare, siamo nel cemento, vedete, in piena città, anzi in piena Predanieda, proprio al centro di Predanieda. E voi direte, belli scemi, no, perché noi seguiamo il divertimento, noi seguiamo le feste, noi seguiamo gli eventi. Oggi ce ne sarà proprio uno qua, a Predanieda. Roberto Secchi, tu hai organizzato un evento dove mai nessuno avrebbe pensato. A Predanieda. A Predanieda, in una via lunga in mezzo a due capannoni. Esatto. Cosa ci sarà? Oggi festeggiamo il primo anno dell'Air Gun Shooting, è un club che abbiamo costruito per il poligono di tiro ad aria compressa, per gli appassionati dell'aria compressa, dove si può sparare a carabina, a pistola. E cosa c'entra questo evento di oggi che è basato più sui motori, sulle evoluzioni? Ma perché alla fine i nostri clienti è vasto, quindi conoscendo un po' di amici del gruppo Sirbones li ho invitati a partecipare a questo evento che abbiamo organizzato. Abbiamo creato schema party, toro meccanico. Non dirlo che glielo voglio far vedere dopo, piano piano, perché ci sarà tanta roba da vedere. Una cosa per volta, ci vediamo dopo. Riprendila bene. Allora, lo sai che cazzo è? Il Matteo Mammucari della situazione. Io? E tu? Uguale. Preciso, identico. Vi sembra Teo Mammucari? È la faccia tua quella? Complimenti. Che ha girato, sei la protagonista della mummia, no? Degli anni 90. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Come ti chiami? Oksana, very good party, very good people, very happy, thank you very much. Ce li saluti i telespettatori? Salute! Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Allora, qua bisogna fare un discorso serio. Federico l'altra volta ha superato il record mondiale di carabina. Oggi vuoi superare il record di toro meccanico. Cioè? Che io salgo e resto un tot di tempo sul toro senza mani. Senza mani. Ma chi ci crede? Ma veramente? Se lo volete vedere dopo lo faccio. Lo vogliamo vedere, sì. Voi lo volete vedere? Allora, se lei ci riesce, perché non ci devo riuscire io? Scusa, tutti dicono che fa... Cosa devo... Ma veramente? Se metti il peso sulle punte fai avanti, se metti il peso sui talloni fai indietro. Ah, ok. Di poco, ok. Ma è impossibile, come fai tu a ballare qua sopra? Ora prova a mettere Adesso... i talloni. Cioè, fatto da lei sembra semplicissimo. Due donne appassionate di moto. Sì. Cosa devo discutere proprio? No, si parla belle. Sta di moto, tutto qua. Ma io non me ne intendo. A voi vi piacciono solo così esteticamente? Ma a me piace anche andare in moto. Da dietro però. Giustamente.
Amici, voi tutti lo sapete, il PIL è in decrescita. Qua a Predanieda, a Sassari, un gruppo di ragazzi, questi, hanno inventato un modo, ma intelligente, furbo, per innalzare il PIL. Vedremo. Voi siete i Sirbones. e fate? Beviamo per la veste. Poi passate le giornate così. Sì, beviamo e basta. Sì, e va bene. Fondamentalmente cerchiamo di innalzare il PIL italiano bevendo nei Vero, se non ci fossero loro il PIL italiano sarebbe decisamente più basso. La Sardegna sarebbe all'ultimo posto nella graduatoria del consumo di birra. Invece, grazie a voi è una dei primi. Prima nel mondo. Stiamo cercando di battere un piccolo record, però noi l'abbiamo già battuto da molti anni. Perché quindi... voi non bevete per gusto, bevete per una sfida. Solo per sé. Non è una sfida, è una missione. È una missione. Per idratarci. Per idratarci non l'avevo mai sentito. Perché se noi beviamo per 7 è un casino. E infatti beviamo per 9. Il deserto. Partecipanti a questo evento anche un gruppo di giovanissimi, MHC, così. MHC. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un gruppo di motociclisti che è nato più o meno 3 anni fa e pian piano ho trovato vari ragazzi che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto. Ma di cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo di postare foto delle nostre moto e piano piano cercare di far partecipare più persone possibile. Allora, io mi sono fermato qua con loro perché il loro progetto è fighissimo. Cioè, loro cercano di portare a Sassari la mototerapia. Spieghiamo che cos'è. Allora, la mototerapia si tratta di andare negli ospedali, ma non solo, anche si può fare in un piazzale come questo tranquillamente. Si parla di portare purtroppo persone o ragazzi meno fortunati di noi. Noi cosa vogliamo fare? Per una giornata, per un paio d'ore, per quello che possiamo, cercare di portare felicità a loro. Questo come lo possiamo fare? Attraverso la nostra passione, con i nostri mezzi, facendo casino, cercando di fare 2 impennate, anche se siamo alle prime armi. Quando avevo 6 anni questa è stata la mia prima moto che mi ha regalato mio padre per instradarmi a andare su strada con le moto più grandi. Infatti si vede tutta arrugginita. Tutta arrugginita, è stata risuscitata 3 settimane fa. No, è partita la guerra. Hanno cominciato, eccolo! Hanno cominciato con la rossa e risponde dall'altra parte il presidente dei Sirbones. Non ce la fanno a non gareggiare. Un altro. Non c'è. E qua c'è consumo, qua c'è consumo di gomma parecchio, guarda là. Si è giocato l'estate. Ti sei giocato la gomma praticamente. Già ce ne hai i soldi. È un bene. Mi chiedo, come mai voi invece di andare al mare siete venuti qua? Proprio. Guarda quando sono bianco. Non è che faccio sempre raduni, no. A voi vi interessa solo la moto, altro che mare. Anche se vado al mare sto al chiosco, qui. Rimarrò sempre bianco. Che i nuovi divi ormai sono gli chef, però anche loro non scherzano. Guardate quanta gente c'è radunata, piccoli e grandi, per gli autografi, i selfie, ricordo, con i divi della serata, che sono 2, Giampaolo ed El Mike. Adesso vi faccio conoscere El Mike e poi andiamo da Giampaolo.
è il Mike, moto da strada, ma evoluzioni che di solito non si vedono con una moto da strada. Non si vedono tutti i giorni sicuramente, ma dietro c'è tanto allenamento, studio. Presumo, ma tanto. E tanta passione, la passione è quella che conta di più, perché se non è la passione non Cioè, è... quelle cose che ti vediamo fare, sarai caduto miliardi di volte prima di riuscire a farle? 2 miliardi, 3 miliardi, 4 miliardi, non le contiamo più ormai. Perché a noi sembra semplice come lo fai, ma è tutt'altro no, che... Purtroppo è facile sbagliare, ci vuole tanta concentrazione, tanto impegno e mente lucida. Lo gestite proprio come un lavoro, perché proprio organizzate degli spettacoli in giro per la Sardegna. Sì, eventi praticamente per quanto riguarda sia motoraduni, locali, eventi anche privati. Tutto ciò che Guardate comunque che ci sia una strada. che ci sia musica, ci sia una strada, ci sia movimento, ci sia gente che ci guarda, che ci applaude e noi andiamo fuori. Noi ci adeguiamo a ogni situazione perché non è che tutti i posti dove ci esibiamo sono uguali. Che dire, noi vediamo il sorriso, vediamo che la gente si diverte e noi andiamo. Ma ti stai allenando perché tu vuoi fare questo di lavoro da grande? Ma veramente? E tu ci sei già andato nel quad? Certo. Nel quad piccolino sarai andato? No, In questo grande? con Giampaolo. Giampaolo è il divo. L'ho guidato io. Ma stai scherzando? Vai, allora facci vedere come si fanno 2 evoluzioni. Dai, fammele vedere. Sai come si chiama? Volo del gabbiano? Boh, non gli ho ancora dato un nome. Fammi vedere l'altra. Cioè lo imita in tutto e per tutto. Il tuo idolo chi è? Giampaolo. Giampaolo, certo. Non sto parlando di un nuovo bar, nuova gestione e un gruppo musicale. Tributo a Litfiba. Tributo a Litfiba e in questo ambiente è perfetto. I Litfiba piacciono a tutti. L'ideale. I Litfiba non muoiono mai praticamente. Mai. Sono sempre vivi nei nostri cuori. Però voi fate Litfiba di un tempo, quelli che piacciono a me o Litfiba nuovi? Tempo. Nuovi. L'ascoltano la gioventù, diciamo, futura. Troppo commerciale. Cioè, tipo 2-3 pezzi di Litfiba di quelli che non moriranno mai. Tex. Oppure Fata Morgana. Roby, alla fine, vedi, basta volerlo, è andata benissimo. Sì, non è finita, siamo a metà dell'opera, siamo a Predanieda, però abbiamo creato un'atmosfera differente da quello che si crea a Predanieda. Sì, è vero, perché in piena Predanieda non lo penseresti mai un evento del genere. No, siamo riusciti a creare un qualcosa di diverso. E invece la stagione estiva cosa prevede? La stagione estiva ci dovete seguire sulla pagina Facebook, Argan Shooting su Facebook, mettere mi piace e lì vedrete tutti gli eventi prossimi che avremo.
Io vorrei entrare più in pista, ma non posso, perché qua ci sono due pazzi omicidi che mi investirebbero di sicuro. Fanno delle evoluzioni incredibili e siamo venuti qua proprio per questo motivo. Milomi mi prende in pieno. No! Guardate il numero di adesso, attenzione, guardate, stavo parlando di due pazzi, guarda. Si ferma. Oh! Le sta toccando il piede, guarda. È a mezzo centimetro. La ragazza è parecchio coraggiosa. Guarda che bella, coraggiosa, e adesso si gode il giro da protagonista. Guarda. Con una mano, grandi! That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. We don't forget the Joker. Attenzione, e lui anche in piedi, lui e lei in piedi, guardali, se ne va a passeggio, guardalo, adesso la supera, guarda, e lei tranquilla, guarda, fa il giro, tranquillo, è uscito, ma è pazzesco, ma quante prove deve fare uno per essere così perfetto? Perfetto, magari mi scanso perché la perfezione Guarda che applausi, e se li merita tutti perché è un mago dei quad, ragazzi, e non è finita qui, perché adesso dopo lo spettacolo di Giampaolo c'è lo spettacolo di El Mike con un Kawasaki da strada. Guardate cosa riesce a fare. Vai che ci siamo! Mamma mia!
Ma lo state vedendo cosa fa questo ragazzo? Quante cadute avrà fatto prima di imparare? Anche perché qua lo spazio è talmente poco che, come vedete, prende velocità subito appena accelera ed è veramente difficile per lui, più difficile che con il quad secondo me. Per gli appassionati di motori questa è una bella serata. E il Mike!